Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti a questo nuovo appuntamento del ciclo Chiaramente Scienza dedicato alle tempeste magnetiche. Il tema ce l'ha introdotto questo meraviglioso filmato della NASA che ci ha fatto subito entrare un po' dentro con queste immagini suggestive, quasi ipnotiche, nel tema appunto della serata. Un ringraziamento intanto per essere presenti così numerosi, un ringraziamento da parte dell'istituto, dei due relatori che tra poco vi presenterò e anche da parte mia. Un saluto agli studenti e alle studentesse del liceo Majorana Corner di Milano, del liceo Stefanini di Mestre e del liceo Foscarini di Venezia. Grazie per essere venuti. Questa sera appunto proviamo a indagare un po' più da vicino la natura e il funzionamento della nostra stella, del Sole, e anche però degli effetti che quando il suo comportamento si fa un po' più esuberante possono derivarne, insomma, per le nostre attività, per la nostra vita sul pianeta Terra. Forse è utile che ci ricordiamo, voi ragazzi forse l'avete già incontrato nel vostro percorso, anzi sicuramente, ricordarci che a pochi chilometri di distanza da qui, dove lavora Fabrizio Tamburini a Padova, Galileo 400 anni fa, circa 400 anni fa, nel 1609, si mise a osservare con il telescopio proprio le macchie solari e fu come dire, un passaggio epocale, insomma, per la nostra concezione dell'universo, per la nostra concezione della natura, degli oggetti celesti e lì però è iniziato anche lo studio e l'osservazione sistematica della nostra stella con il telescopio. Da lì appunto è partito lo studio che poi ci ha consentito di capire tutte le cose che poi tra un po', tra pochissimo anzi, ci racconterà Mauro Messerotti, naturalmente con tecnologie molto più sofisticate del telescopio che usava Galileo, però quella è stata la grande frattura. Mm, Naturalmente per indagare invece poi gli effetti che il Sole, l'attività solare ha sulla nostra vita, sulla Terra e soprattutto sui sistemi di comunicazione, su quelle infrastrutture invisibili che praticamente fanno la nostra vita quotidiana oggi, i cellulari, radio, televisioni, le reti elettriche, i sistemi wireless, tutti possono essere potenzialmente affetti dall'attività solare, dalle tempeste solari e dall'interazione col campo magnetico terrestre. E nelle scorse settimane forse ne avete anche sentito parlare perché appunto c'è stata un'attività solare un po' più intensa e si temevano degli effetti che poi non ci sono stati in maniera così significativa. Però certo da tempo si continua a interrogarsi sulla possibilità che si ripetano eventi come quelli di più o meno 150 anni fa, nel 1859, poi Mauro Messerotti ce lo racconterà più nel dettaglio, ci fu appunto la più forte tempesta geomagnetica registrata in tempi recenti e le cronache raccontano insomma che gli effetti più visibili, quelli che molti di noi vorrebbero vedere con i propri occhi, le aurore polari, si spinsero ben oltre appunto le zone dei poli terrestri. Le cronache raccontano che anche addirittura a Cuba si videro delle aurore e che erano talmente intense in alcune zone del pianeta, come negli Stati Uniti, nel nord-est degli Stati Uniti, che la gente era in grado di leggere i giornali invece che al chiaro di luna, al chiaro d'aurora, quindi doveva essere effettivamente un effetto notevole. Ma poi ci sono tutti i problemi che si possono portare appresso, appunto, queste tempeste solari e cercheremo di raccontarle un po' nel dettaglio con l'aiuto di Fabrizio Tamburini. Lascio a loro dunque la parola perché hanno davvero tante cose da raccontarci e molto, molto interessanti. Mauro Messerotti ve li presento. Mauro Messerotti è un fisico dell'Osservatorio Astronomico di Trieste, che fa parte della rete degli osservatori dell'Istituto Nazionale di Astrofisica e insegna anche al Dipartimento di Fisica dell'Università di Trieste. Tra l'altro insegna metodi di trattamento delle immagini e proprio questa cosa delle immagini è un aspetto interessante che anche il filmato che abbiamo visto della NASA ci poneva, appunto il colore di quelle immagini, da dove viene fuori. Proveremo un po' a raccontarlo se magari il tema anche vi incuriosisce. E poi Fabrizio Tamburini, che è ricercatore del Dipartimento di Fisica e Astronomia all'Università di Padova,
ma lavora anche al CIVEN, che è il Consorzio Interuniversitario Veneto per le Nanotecnologie, ed è membro del board scientifico dell'International Academy of Environmental Sciences. Insomma, due competenze molto articolate, molto solide, che ci possono raccontare appunto da una parte la fisica solare, come funziona, la sua dinamica, la dinamica della nostra stella, e dall'altra parte invece come abbiamo capito come funzionano i campi elettromagnetici, come abbiamo imparato a sfruttarli e quali sono i rischi che corriamo appunto di fronte a questi eventi solari. Lascio allora la parola a Mauro Messerotti per la sua presentazione, prego. Grazie molte, grazie per questa introduzione, buonasera a tutti e ringrazio ovviamente anche l'Istituto Veneto di Scienze e Lettere e Arti che mi ha invitato a tenere questa presentazione. Io sono un fisico solare di estrazione, avevo cominciato con la radioastronomia solare, poi però negli ultimi 15 anni ho migrato verso la meteorologia dello spazio, che è chiaramente questa disciplina che si occupa di studiare quelle che sono le perturbazioni dello spazio esterno che hanno origine primariamente nel Sole, che si chiamano tempeste spaziali. Quando arrivano poi a interagire con le magnetosfere planetarie, determinano quella serie di perturbazioni di cui ci parlerà Tamburini e io mi fermerò invece a quelle che sono le perturbazioni spaziali. Intanto una notizia di cronaca, un'eruzione solare che è avvenuta ieri, nella giornata di ieri alle 19:45, ora italiana, e qui vedete appunto questa enorme arcata di plasma che si erge dalla superficie del Sole, si chiama protuberanza ed è una arcata appunto di gas ad altissima ionizzazione che si chiama appunto plasma, che è sostenuta dai campi magnetici molto concentrati che sono localizzati nelle macchie solari, di cui parleremo molto brevemente. Per darvi un'idea delle dimensioni di questi fenomeni, qui ho schematizzato le dimensioni della Terra. Ora, la Terra è molto piccola naturalmente come pianeta rispetto al Sole e quindi vi dà un'idea, per fortuna siamo a distanza sufficientemente grande dal Sole per non avere un effetto diretto di queste perturbazioni, però in realtà, come vedremo, gli effetti dal punto di vista fisico ci sono. Allora vi faccio vedere anche una animazione ripresa dal Solar Dynamics Observatory, che è un satellite lanciato dalla NASA e che ci mostra proprio il verificarsi di questa esplosione o eruzione solare. Vedete anche com'è complessa dal punto di vista del gas. Allora, nell'universo la materia, che emette radiazione, quella che chiamiamo materia visibile, si trova per il 99% allo stato di plasma. Probabilmente lo stato di plasma non vi è molto familiare, ma in fisica è uno stato molto, comune, sia in laboratorio ma in particolare in astrofisica. Si tratta di un gas a elevatissimo grado di ionizzazione che si comporta come un insieme collettivo, è un ottimo conduttore di elettricità ed è statisticamente neutro. Ha delle proprietà collettive perché le varie particelle, a qualsiasi distanza esse si trovino, elettroni e tipicamente protoni, sono connesse tramite campi elettromagnetici che continuamente vengono generati dal moto degli elettroni intorno agli ioni. Ecco, questa caratteristica del plasma lo fa praticamente un costituente di tutte le stelle, sostanzialmente anche dei venti che vengono prodotti dalle stelle come anche il Sole, di cui parleremo brevemente. Quindi quello che vediamo sono in pratica delle arcate di plasma che vengono sostenute e veicolate dai campi magnetici. Cioè succede che le particelle elettricamente cariche del plasma devono fluire con una traiettoria a spirale intorno alle linee di forza del campo magnetico, cosa che abbiamo ovviamente approfondito e capito negli acceleratori di particelle, famosi sincrotroni e protosincrotroni. Questo è un effetto tipico delle particelle elettricamente cariche in un campo magnetico. Vi faccio vedere, mentre parlo, ancora una bella serie di animazioni sempre riprese dallo spazio di questa eruzione solare che si è verificata ieri. Ha prodotto anche il distacco di una bolla di plasma che però non è stata lanciata in direzione della Terra, quindi non produrrà nessuna tempesta magnetica e nessun effetto a livello terrestre, però vi dà un'idea della dinamica del nostro Sole. Cioè il nostro Sole è una stella, lo diremo tra poco, di caratteristiche abbastanza medie, è una stella piccola dal punto di vista della massa, dal punto di vista della luminosità e così via, quindi non è una stella cataclismica, una stella che ha delle variazioni particolarmente rilevanti, però è caratterizzata da fenomeni di attività che naturalmente interessano tutti i pianeti
del sistema solare e interessa addirittura un volume di spazio, una regione di spazio molto più ampia che si chiama eliosfera. L'eliosfera è tutta quella regione di spazio che contiene Sole, contiene i pianeti, contiene tutto il serbatoio di comete e arriva fino a circa un anno luce di distanza dal Sole stesso ed è caratterizzata da essere riempita da questo flusso continuo di particelle elettricamente cariche che vengono emesse dal Sole, che si chiama vento solare. Cosa la confina? La confina il vento stellare, cioè l'altro flusso di particelle elettricamente cariche che provengono dalle stelle vicine. Questo confina l'eliosfera da una forma sostanzialmente di ellissoide e questo è l'ambiente in cui il nostro Sole ha una influenza, quella che poi ha consentito anche la nascita della vita sulla Terra. Diamo una brevissima descrizione del Sole dal punto di vista astrofisico. Allora, qui ci sono alcuni parametri fisici che probabilmente avete già, forse non con questa unità di misura, ma avete già sentito e visto. Una stella viene caratterizzata con la luminosità, la massa, il raggio, la temperatura superficiale e la composizione chimica. Questo è quello che la caratterizza dal punto di vista astrofisico e quindi anche della sua evoluzione. Ora, luminosità del Sole qui l'ho espressa in iottawatt. Lo iotta è un multiplo, diciamo, che corrisponde a 10 alla 24, quindi 382,7 iottawatt significa 382 milioni di miliardi di watt. Questa è, diciamo, la potenza che viene emessa dal Sole in seguito alla produzione di energia per fusione che si verifica nel nocciolo della stella. La massa è intorno a 2 per 10 alla 30 kg, il raggio è dell'ordine, diciamo, di 7 per 10 alla 8 metri, cioè quindi circa 700.000 km, quindi il Sole ha un diametro di 1,5 milioni di chilometri approssimando. La temperatura superficiale, quindi della parte visibile del Sole che è la fotosfera, è dell'ordine di circa 5.800 Kelvin. Il Kelvin, come sapete, è la misura dell'agitazione termica delle particelle e anche qui spesso si trovano degli errori, li ho trovati anche, vi farò vedere anche nelle animazioni della NASA, cosa che non dovrebbe essere. Spesso si trova anche nei testi purtroppo didattici la dicitura grado Kelvin. Grado Kelvin non esiste, esiste il Kelvin o grado assoluto, quindi non bisogna mai mettere il simboletto di grado prima della K di Kelvin. Questo tanto perché in fisica le unità di misura sono fondamentali per capire la congruenza di una qualsiasi equazione. L'accelerazione di gravità 274 metri al secondo quadrato, la composizione chimica in superficie è quella della nebulosa originaria da cui il Sole si è formato, cioè 74% di idrogeno, circa 24% di elio e 2% di metalli o elementi pesanti, come si chiamano in astrofisica tutti gli elementi che non sono idrogeno ed elio, per semplificare. La classe spettrale determina la caratteristica astrofisica del Sole, è una stella nana gialla di sequenza principale, quindi sta bruciando idrogeno per fusione nel suo nocciolo da 4,6 miliardi di anni all'incirca. Ha ancora, diciamo, almeno 3,6-3,7 miliardi di anni in cui si troverà in questo stato, dopodiché avrà una serie di instabilità che la porteranno ad evolvere verso lo stadio di gigante rossa. Perché vi racconto questo? Perché in questa fase, pur stabile dal punto di vista astrofisico, il Sole comunque è soggetto a una serie di processi energetici che si verificano in superficie, che vediamo qui nell'animazione a destra. Queste zone più scure osservate già in maniera scientifica da Galileo Galilei, ovviamente nel 1600, che ha fatto dei disegni incredibili dal punto di vista proprio della precisione del tracciamento delle macchie, tant'è vero che mettendoli in sequenza come fotogrammi è possibile vedere la rotazione delle macchie sul disco del Sole, ma erano state già osservate in precedenza, sono riportate nelle cronache cinesi, quindi migliaia di anni fa e così via. Però Galileo Galilei è colui il quale ha dato l'inizio alla parte e all'interpretazione scientifica di questi fenomeni. In questa diapositiva ho cercato di sintetizzare quelle che sono le conoscenze che abbiamo oggi del Sole e che per quanto siano dettagliate, il che ci complica molto la modellistica, perché tanto maggiore è il livello di dettaglio che voi avete di un qualsiasi sistema fisico, tanto più difficile è la modellistica. Modellistica significa costruire un insieme di equazioni fisico-matematiche che vi descrivono l'evoluzione nel tempo e nello spazio del vostro sistema fisico. I sistemi biologici sono ancora più complicati, perché se dobbiamo fare un modello di una cellula è molto più difficile che fare un modello del Sole, però diciamo nel nostro universo fisico il Sole come stella, come vedremo, è un oggetto molto molto complicato. Allora quello che vedete diciamo nella parte superiore sono delle osservazioni fatte dallo spazio in alta risoluzione di quella che è la parte inferiore dell'atmosfera del Sole, cioè la cromosfera, poi vedete una macchia solare
che è una regione tranquilla nella turbolenta, diciamo, fotosfera. Una regione tranquilla lo vedremo perché è sede di intensi campi magnetici che inibiscono i moti del plasma e quindi la fanno mostrare più scura, perché il trasporto di energia verso l'esterno è, diciamo, rallentato e quindi ha una temperatura leggermente inferiore e la vediamo quindi scura. Per questo la chiamiamo macchia solare, proprio appunto perché pare una macchia scura sulla fotosfera. Poi vedete tutto intorno alla macchia solare ci sono delle piccole regioni in continuo rimescolamento che rappresentano proprio la turbolenza per convezione che avviene sotto la fotosfera del Sole. Poi in basso vedete, ma lo vedremo meglio in un'animazione successiva, vedete la struttura che riusciamo a ricostruire della macchia all'interno del Sole. Anche queste sono tecniche che possiamo fare male da terra, molto bene nello spazio, cioè che ci consentono di vedere anche gli strati indirettamente interni del Sole, che sono molto caldi e opachi, quindi non trasparenti, però abbiamo delle tecniche che si chiamano tecniche di eliosismologia, sono simili alla sismologia terrestre, nel senso che la sismologia terrestre utilizza lo studio della propagazione delle oscillazioni chiaramente determinate dai terremoti, il cui periodo è legato alla densità, diciamo, della parte interna della Terra. Così si fa anche per il Sole, con delle tecniche spettroscopiche, si studiano le oscillazioni punto per punto della superficie, in questo modo si può capire come si propagano le onde all'interno del plasma e quindi si può ricostruire la densità e anche i moti all'interno del Sole che noi non vediamo, diciamo, direttamente. E naturalmente poi studiamo l'atmosfera estesa. La studiamo in particolare con degli strumenti nello spazio. Faccio un piccolo inciso, visto che, diciamo, si parlava di colori e si parlava, diciamo, di osservazioni differenti. Allora, una cosa che non è molto nota è che tutte le osservazioni che vengono fatte, o quasi tutte, dal punto di vista astronomico, sia da terra che dallo spazio, sono monocromatiche, cioè sono delle immagini a toni di grigio, cioè non sono immagini a colori. Noi siamo abituati a vederle a colori perché poi, utilizzando delle tecniche, diciamo, con il computer, associamo ai toni di grigio dei colori che hanno delle motivazioni di tipo fisico. Per esempio, una colorazione rossa viene associata alla cromosfera del Sole perché, diciamo, viene osservata in una riga dell'idrogeno neutro che corrisponde al colore rosso, ma in realtà noi la osserviamo con dei filtri che ci mostrano delle tonalità di grigio. Anche le immagini planetarie sono immagini monocromatiche tipicamente. Voi direte, ma perché sono immagini monocromatiche? Perché siccome noi vogliamo avere delle osservazioni di altissima precisione, non abbiamo ancora delle tecniche dal punto di vista costruttivo di telecamere, diciamo di camere CCD a colori che mantengono la precisione che ci serve. Allora voi direte, ma noi abbiamo delle camere elettroniche, videocamere che fanno delle bellissime immagini a colori, anche 5000 pixel per 5000 pixel. È vero, però su queste non potete fare misure scientifiche, perché come funzionano queste camere elettroniche? Funzionano che i colori sono ottenuti da tre, diciamo, lunghezze d'onda fondamentali, rosso, verde e blu. Allora io devo avere in ciascun punto sensibile del mio sensore, devo avere tre in realtà elementi sensibili, uno rosso, uno verde e uno blu. E naturalmente questi tre sono sfasati. Questo cosa significa? Significa che l'immagine verde, l'immagine rossa e l'immagine blu sono leggermente sfasate l'una rispetto all'altra. Questo viene compensato nelle nostre camere per fare fotografie e videocamere, però in realtà quando io faccio delle misure scientifiche ho bisogno di una precisione superiore. Quindi, diciamo, questo è il motivo per cui si utilizzano in astrofisica in generale delle camere di tipo monocromatico, cioè non a colori. Ci sono anche dei sensori, ma adesso non voglio perdere tempo, che, diciamo, si iniziano a commercializzare, in cui i tre, diciamo, sensori rosso, verde e blu sono coassiali, quindi non si ha più questo sfasamento, ma, diciamo, non hanno ancora la precisione che è richiesta per osservazioni di tipo scientifico. Vediamo invece il Sole, cioè come si arriva a capire, e vedremo in maniera molto molto approssimativa, il formarsi delle macchie solari e l'attività solare. Allora questa è una ricostruzione al computer che mette insieme una serie di osservazioni eliosismologiche. Qui a destra vedete un grafico che mostra l'aumento e il diminuire quasi periodico del numero di macchie solari, e questo deriva dal fatto che diciamo, il campo magnetico del Sole è generato da un processo di dinamo, che è come la dinamo della bicicletta, quindi ho, diciamo, un magnete permanente che viene, diciamo, fatto ruotare, e questo genera un campo elettrico che poi è quello che dà la corrente elettrica alla lampadina della bicicletta. Stessa cosa succede nel plasma solare, solo su scala, diciamo, molto più grande, quindi la dinamo solare
in realtà, se anche si fermasse in questo momento, i campi, diciamo, elettrici generati da questi moti di rotazione potrebbero rimanere attivi per 100 milioni di anni, ma dicevo, questa rotazione del plasma all'interno del Sole produce campi elettrici molto intensi, campi elettrici che per mutua induzione generano dei campi elettrici a loro volta. Questi campi magnetici poi vengono trascinati dai moti di rotazione del Sole e dovete immaginare che il Sole non è un solido, ma essendo formato da plasma è un fluido ed è in rotazione. Questo significa che la velocità di rotazione non è la stessa, un po' come, scusate, forse è un po' banale, ma un po' come un budino che viene fatto ruotare, e se io faccio ruotare un bodino, questo bodino tende a schiacciarsi perché la velocità di rotazione non è la stessa nelle varie posizioni lungo l'asse del budino. Così succede anche nel caso del Sole, sto un po' banalizzando. Allora, questa rotazione che cosa genera? Genera una concentrazione dei campi magnetici. Quindi il Sole in rotazione ha la sua dinamo, questo genererebbe un campo magnetico come quello di una calamita bipolare, dal nord al sud, scusate, lo vedete qua. Poi però la rotazione del plasma trascina il campo magnetico, perché dovete immaginarvi che c'è una proprietà del plasma per cui il campo magnetico è congelato nel plasma, cioè le particelle si trascinano dietro la linea di forza del campo e la rotazione le concentra in ciambelle che sono praticamente parallele all'equatore. Immaginate dei tubi di flusso magnetico, cioè delle ciambelle che sono parallele all'equatore. Succede poi che queste ciambelle di campo magnetico, si chiamano tori dal punto di vista matematico, cioè, ma sono in realtà delle ciambelle, se vogliamo dire dal punto di vista geometrico, tendono a emergere in superficie per galleggiamento. Emergendo in superficie ci mostrano la loro sezione. La loro sezione è proprio la macchia solare. Ecco, qui vedete una grossa macchia solare con delle macchie solari secondarie nella fotosfera, che è la superficie del Sole. Con l'eliosismologia noi riusciamo a ricostruire anche cosa succede sotto la macchia e quello che vediamo è che sotto la macchia, in questa regione più azzurra, i moti del plasma sono bloccati. Sono bloccati perché? Perché il plasma non può attraversare ortogonalmente il tubo di flusso magnetico che esce dalla superficie del Sole. E quindi tutto il trasporto dell'energia dalla regione al centro del Sole, dove avvengono reazioni di fusione, verso l'esterno, dove ho la convezione, viene rallentata e quindi la macchia ci appare scura, però la temperatura è di 4600 Kelvin contro i 6000 della fotosfera, quindi non è che la macchia sia in realtà fredda, è fredda rispetto alle regioni circostanti e per questo ci appare semplicemente più scura. Però questo ci fa capire anche che le macchie solari sono delle concentrazioni di campo magnetico. Concentrazioni a che livello? Concentrazioni di migliaia di volte in intensità quello che è il campo magnetico generale del Sole. Ecco, qui vedete come emerge un tubo di flusso magnetico e dà origine a due macchie, ma naturalmente il flusso magnetico esce dalla superficie e si richiude sull'altra macchia perché non esistono monopoli magnetici in natura e quindi i gruppi di macchie tipicamente sono bipolari, quindi vediamo le due polarità magnetica nord e polarità magnetica sud. Posso ricostruire questi tubi di flusso magnetico utilizzando ovviamente della modellistica anche molto raffinata e questo mi crea poi dei problemi dal punto di vista numerico perché io ho bisogno di modellizzare questi tubi di flusso magnetico con una certa precisione, vorrei anche vedere l'evoluzione di questi tubi di flusso magnetico qui rappresentati in azzurro nel tempo. Ma questo significa utilizzare delle equazioni della magnetodinamica che siano dipendenti dal tempo, questo mi crea poi dei problemi numerici anche in termini di tempo di calcolo, però ci stiamo avvicinando abbastanza bene a riuscire anche a modellizzare non in tempo reale, cioè man mano che vediamo i fenomeni, ma diciamo con dei tempi di modellizzazione abbastanza ragionevoli. E posso anche misurare questi campi magnetici. Quello che vedete qui è un'animazione che ci mostra la misura che viene fatta in modo spettroscopico delle polarità magnetiche di un gruppo di macchie. Il colore bianco è una polarità, il colore nero è un'altra polarità. Quindi vedete come sono complicate le polarità magnetiche di un gruppo di macchie, però sempre ho due polarità, una polarità nord e una polarità sud, distribuite in una macchia principale da una parte e macchia principale dall'altra, più una serie di macchie secondarie. Questo è un gruppo di macchie, come viene detto in termine tecnico. Ed è un serbatoio di energia magnetica, come vedremo. È chiaro, qui torniamo al discorso dei colori di osservazione, che io posso osservare il mio Sole a diverse lunghezze d'onda, utilizzando vari tipi di strumenti. Ciascuna lunghezza d'onda corrisponde a una temperatura diversa di emissione della radiazione.
Quindi, diciamo, a seconda che io osservi nel visibile, osservo delle regioni a bassa energia, a bassa emissione di energia. Se osservo nei raggi ultravioletti, osservo la corona solare, che è la parte esterna dell'atmosfera del Sole, e se osservo a raggi X, osservo le regioni ancora più energetiche di emissione. Quindi questi colori che vediamo sono colori convenzionali che sono associati alle diverse lunghezze d'onda, ed è un po' come se facessi una tomografia del mio Sole, dalla parte visibile, cioè quella, diciamo, della fotosfera, per arrivare fino alla parte a raggi X, che è quella della corona solare. Ecco, qui vedete un po' come osservo una regione attiva nella fotosfera, qui vedete la macchia solare, come la osservo nella corona solare bassa e nella corona solare più alta, a temperature, diciamo, che sono differenti e che quindi mi consentono di studiare il fenomeno da un'altra prospettiva dal punto di vista energetico. E naturalmente diciamo, queste arcate di plasma sono guidate, come vi dicevo, dai campi magnetici. Qui vedete come, diciamo, sia molto dinamica l'atmosfera del Sole, vedete come queste lingue di plasma poi spesso ricadano nuovamente sulla superficie del Sole, perché il fenomeno che l'ha prodotto non ha un'energia sufficiente per far sì che queste lingue di plasma si stacchino dall'attrazione gravitazionale del Sole stesso. Ma vedremo che questo può succedere quando in realtà ho dei fenomeni molto energetici. Adesso che abbiamo anche osservatori spaziali, posso studiare bene anche l'evoluzione delle macchie solari. Qui vedete come evolve un grosso gruppo di macchie, nascono delle macchie secondarie al centro, poi si erodono, spariscono. Nonostante questo noi non abbiamo ancora un modello globale dell'attività solare, cioè non abbiamo la capacità di costruire un modello globale dell'attività solare che ci consenta di prevedere quando delle macchie nasceranno, come si eroderanno e a quali fenomeni daranno origine. Questo magari vi può meravigliare, ma in realtà, come vi dicevo, tanto più è complesso il sistema, tanto più è difficile da modellizzare, e questo è stato provato proprio nella previsione del ciclo di attività solare attuale, quello che adesso, diciamo, si sta avviando verso il massimo. Allora, il ciclo di attività è caratterizzato dal conteggio, in prima battuta, del numero di macchie solari, cioè di localizzazioni di campo magnetico concentrate. Immaginiamo le macchie come delle intensissime calamite, tanto maggiore il loro numero, tanto più attivo è il Sole, perché ho tanta più energia disponibile per queste esplosioni, per queste eruzioni. Allora, se io conto le macchie, vedo che le macchie da un valor minimo aumentano a un valor massimo e poi decrescono verso un altro valor minimo, con un periodo che è dell'ordine di 11 anni, questo per quanto attiene al conteggio delle macchie. Allora, bene, sapevamo che nel 2000 e nel 2002 abbiamo avuto una specie di doppio massimo nel ciclo solare 24, i cicli solari sono numerati dalle prime osservazioni di natura scientifica. Allora c'è stato un gruppo della NASA che, diciamo, era formato da circa 40 specialisti che hanno usato una serie di metodi completamente diversi per cercare di prevedere come sarebbe stata l'evoluzione del ciclo solare delle macchie, che è quello che adesso stiamo vivendo, cioè il ciclo numero 25. E qui vedete nel 2007 come erano le previsioni, a seconda dei modelli vedete che c'erano dei cicli più ampi o dei cicli, diciamo, meno ampi, ma comunque, diciamo, si prevedeva un ciclo di attività intenso almeno quanto il precedente, in media. Cosa è successo in pratica? È successo invece che abbiamo avuto 3 anni di minimo prolungato, questo che vedete qua è l'evoluzione reale del ciclo di attività, dove ci sono stati più di 800 giorni spotless, cioè senza macchie solari, che non è una novità per il Sole, è già successo in passato anche in maniera più evidente, però nessuno se l'aspettava e questi raffinatissimi metodi di previsione hanno fallito. Tant'è vero che il ciclo adesso sta faticosamente andando verso il massimo, ma ci sono delle fluttuazioni statistiche molto elevate, cioè abbiamo dei picchi di attività, poi si ritorna a dei valori minimi. Fino all'altro ieri sul disco visibile del Sole non c'erano macchie, adesso ne sono ritornate e così via. Per cui è stata rivista la previsione e, come vedete, non si pensa che il massimo che è previsto per il 2013 sarà così intenso come quello che abbiamo avuto nel 2000-2002. Noi possiamo misurare, come dicevo, i campi magnetici delle macchie, fare questa tomografia di vari strati dell'atmosfera solare. Ecco, qui vedete l'errore della NASA che parla di degrees Kelvin, che è sbagliato perché, come vi dicevo, si deve parlare di Kelvin. Non solo, ma l'unità di misura della lunghezza d'onda sono ancora espresse in Ångström, che è un'unità di misura non del sistema internazionale, bisognerebbe usare i nanometri, o nanometri se preferite, ma questi sono, diciamo, problemi di standard, ecco. E qui vedete la tomografia dei vari strati dell'atmosfera solare, appunto osservata a diverse lunghezze d'onda. Quindi riusciamo a partire dall'interno a modellizzare gli strati esterni.
E qui vedete una delle caratteristiche più importanti per quanto attiene a questa emissione di particelle elettricamente cariche e veloci da parte del Sole, che sono i buchi coronali. I buchi coronali sono queste regioni più scure che si osservano in corona, tipicamente nel dominio dell'ultravioletto e nel dominio X, alle lunghezze d'onda dell'ultravioletto e alle lunghezze d'onda del X. Queste sono delle regioni in cui le linee di forza del campo magnetico del Sole si aprono verso lo spazio interplanetario, quindi le particelle riescono a fluire con una velocità anche molto elevata, ed è questo flusso veloce, queste correnti veloci che poi determinano delle perturbazioni a livello della Terra. Il fenomeno principe per quanto riguarda il rilascio di energia magnetica sono i brillamenti solari. I brillamenti solari in pratica sono dei rilasci impulsivi di energia che derivano dal riarrangiamento dei campi magnetici delle macchie solari, per cui energia magnetica viene trasformata in energia cinetica. Quindi in questa trasformazione, che dura qualche minuto in una regione anche spazialmente molto molto limitata, la densità di energia è elevatissima, per cui il plasma viene riscaldato dai 6.000 gradi assoluti della fotosfera fino a 50 milioni di gradi assoluti in regioni molto molto ristrette. Questo accelera particelle e bolle di plasma che possono poi staccarsi dal Sole, oltre a produrre lampi di radiazione in tutto lo spettro elettromagnetico, quindi dal dominio radio, che è quello meno energetico, fino ai raggi X e fino addirittura ai raggi gamma in realtà. Qui vedete altri esempi di brillamenti solari. Questi lampi di radiazione che vedete sono una delle due componenti, diciamo, di perturbazione, perché poi arrivano anche ovviamente sulla Terra. In 8 minuti,2 la radiazione elettromagnetica dal Sole percorre i 150 milioni di chilometri fino alla Terra, mentre le particelle, quelle più veloci, i protoni, ma in particolare gli elettroni, impiegano almeno 18-20 minuti, quelli subrelativistici, per arrivare fino alla Terra. Invece le bolle di plasma possono impiegare da 18 ore fino a 48 ore per arrivare a livello della Terra. Naturalmente i pianeti più vicini sono interessati molto prima da questi fenomeni. E qui vedete un altro fenomeno caratteristico dell'attività solare. Uno sono i brillamenti, l'altro sono le protuberanze eruttive. Le protuberanze eruttive sono appunto delle arcate di gas che poi tendono a espandersi verso l'alto, le linee di forza del campo magnetico si aprono e delle bolle di plasma o comunque delle lingue di plasma possono fluire nel campo, nello spazio interplanetario, e se sono dirette verso la Terra poi possono interessare anche la Terra, dare origine a questi fenomeni perturbativi. Anche qui vedete delle immagini molto interessanti fatte dal Solar Dynamics Observatory, che è quello che in questo momento ci manda le immagini a più alta risoluzione, dallo spazio naturalmente. Vedete come queste arcate magnetiche si aprono e come una parte di plasma riesce a sfuggire nello spazio esterno. Quali sono le dimensioni di questi fenomeni? Qui avete le dimensioni della Terra rapportate alle dimensioni di una grande macchia solare, quindi questa macchia solare sicuramente, avendo queste dimensioni, è visibile anche a occhio nudo. Vedete intorno alla macchia solare ci sono queste piccole zone che si chiamano granuli, che sono i tubi di flusso di gas caldo che sale verso l'alto e poi, diciamo, ricade nuovamente verso il basso nella regione di convezione. Qui vedete invece una parte di plasma che viene emesso da una protuberanza eruttiva e ancora le dimensioni della Terra rapportate a quelle del Sole. La Terra ha un raggio che è dell'ordine di 6.400 km contro i 700.000 chiaramente del Sole, per cui questo vi dà un'idea anche dei rapporti di dimensione. E qui vediamo il fenomeno poi principe, che è quello che va a trasferire energia alla magnetosfera, cioè il campo magnetico terrestre, e la perturba, cioè le coronal mass ejection. Sono delle enormi bolle di plasma che si staccano dal Sole perché sono accelerate o dai brillamenti oppure da queste protuberanze eruttive, e possono essere osservate con i coronografi spaziali. Qui vedete ci sono due strumenti di osservazione che ci mostrano queste bolle di plasma come si staccano dal Sole. Adesso vi farò partire l'animazione nel coronografo a destra e vedrete che a un certo punto si forma come una neve sulla immagine. Questa neve è prodotta dai protoni di alta energia che hanno interessato il sensore elettronico del satellite che ha fatto queste osservazioni. Questi elettroni, si chiamano anche killer electrons o protoni, possono addirittura distruggere l'elettronica nei satelliti e quindi anche, diciamo, nei nostri strumenti di osservazione. Fanno parte di queste perturbazioni che cerchiamo di studiare.
una ricostruzione a livello di cartoon di che cosa succede quando si stacca una coronal mass ejection che viene eiettata in direzione della Terra, percorre la distanza Terra-Sole in diciamo 18-48 ore, poi viene arrestata parzialmente dal campo magnetico terrestre che fa da scudo, ma se ha molta energia lo comprime, e delle particelle poi possono penetrare all'interno dello scudo accumulandosi nella magnetosfera e poi venendo veicolate nelle regioni polari della Terra dove, ci parlerà il collega, avvengono le aurore polari. Esiste una condizione perché questo si verifichi, cioè che il campo magnetico della coronal mass ejection, trasportato dalla coronal mass ejection, deve essere antiparallelo rispetto al campo magnetico della Terra. Cioè, se il campo magnetico terrestre è nord-sud, devo avere che la coronal mass ejection ha un campo magnetico invece che è sud-nord. Allora si crea questo canale di penetrazione nello scudo magnetico. Questo è quello che succede per quanto riguarda la penetrazione di elettroni di origine solare nell'alta atmosfera della Terra, tipicamente in ionosfera, dove vengono eccitate delle fluorescenze osservate non solo nel visibile ma anche nell'ultravioletto, e questo che vedete è l'ovale aurorale, che tipicamente riguarda solamente la parte ad alta latitudine, sia nel polo nord che nel polo sud. Peraltro queste aurore sono state osservate anche su altri pianeti come Giove, come Saturno, che hanno un intenso campo magnetico. Noi sappiamo modellizzare, con questo arrivo alla conclusione, discretamente bene questi fenomeni. Abbiamo dei bei modelli per, diciamo, descrivere la propagazione delle coronal mass ejection dal Sole alla Terra. Quello che non sappiamo fare è capire quando si verificano. Per fortuna le coronal mass ejection ci danno un preavviso di almeno 18-48 ore, allora riusciamo a costruire con questi modelli che vedete qua come il fronte della coronal mass ejection interessa i vari pianeti da Mercurio per arrivare fino alla Terra, ma poi anche naturalmente Marte, Giove, Saturno e così via, perché abbiamo spacecraft, cioè osservatori anche intorno a quei pianeti, e possono essere danneggiati da queste chiaramente emissioni. Quello che ci manca però è la possibilità di prevederle in anticipo, cioè non siamo in grado di prevedere quando un gruppo di macchie si forma, quando arriverà un brillamento, che tipo di brillamento sarà, quindi abbiamo delle grosse lacune dal punto di vista modellistico. Possiamo ovviamente seguire l'evoluzione del fenomeno, ecco questo è un modello ricostruito a posteriori di una coronal mass ejection che qui in alto è rappresentata dalla colorazione rossa quando ha la maggior densità e quando si verificano poi le aurore polari. Però in realtà per la previsione siamo ancora abbastanza lontani, per cui la meteorologia dello spazio che si occupa di prevedere queste perturbazioni è ancora abbastanza in una fase di infanzia. Concludo dicendo che l'arrivo di queste coronal mass ejection produce, come ci dirà il collega, le tempeste geomagnetiche. Allora, sono state fatte delle statistiche per capire con che periodicità si verificano le perturbazioni del campo magnetico terrestre. Qui vedete riportate dal 1830 fino al 2010 i cicli di attività solare e sovrapposte queste barre più scure che rappresentano le tempeste geomagnetiche estreme, cioè quelle più intense. Allora, la più intensa mai verificatasi, a memoria d'uomo, è quella del 1859, quella di Carrington, che ha prodotto, diciamo, problemi nei sistemi telegrafici, eccetera, eccetera, eccetera. Se si verificasse al giorno d'oggi, come ci aspettiamo, perché la statistica ci dice che dovrebbe verificarsi una tempesta di questo tipo ogni 100 anni, avremo dei danni enormi a livello dei sistemi spaziali e dei sistemi di comunicazioni. Nel 1900 ecco, questa è quella di Carrington, nel 1972, il 4 agosto, abbiamo rischiato di avere un fenomeno di questo tipo, però per fortuna il campo magnetico da spazio interplanetario aveva la stessa orientazione di quello geomagnetico, per cui non c'è stata questa super tempesta magnetica. Nel 1989 però il 13 marzo si è avuta una tempesta di intensità minore ma che ha provocato vari fenomeni come dei blackout anche abbastanza significativi. Che cosa possiamo dire per quanto riguarda le nostre conoscenze? Possiamo dire che non abbiamo dei modelli fisico-matematici dell'attività solare che ci consentono di fare delle previsioni precise. Possiamo fare solo delle previsioni di tipo statistico. Alcuni fenomeni li possiamo prevedere come le coronal mass ejection, nel senso che vediamo quando si verificano e sappiamo che arriveranno sulla Terra dopo 18-48 ore.
ma i lampi di radiazione anche energetica arrivano dopo 8 minuti, per cui non c'è molto da fare. Quindi le tecniche di mitigazione, cioè di riduzione degli effetti, le abbiamo, ma sono anche tecniche che sono difficili da mettere in opera perché spesso sono anche molto costose e quindi, per esempio nel caso dei satelliti, bisogna mettere i satelliti in ibernazione. Mettere un satellite in ibernazione significa anche togliere tutti i servizi, per esempio di telecomunicazioni, che quel satellite in quel momento sta fornendo, con dei danni dal punto di vista economico. Non solo, ma purtroppo non siamo ancora ben organizzati, negli Stati Uniti lo sono, ma a livello europeo ancora no, stiamo partendo adesso, con un sistema di monitoraggio globale della meteorologia spaziale e soprattutto dei protocolli di mitigazione. Quindi stiamo adesso appena costruendo quello che gli Stati Uniti hanno già da almeno una ventina d'anni. Mi fermo qua perché forse sono stato anche troppo lungo nella presentazione. A Mauro Messerotti, grazie davvero per questa bella, densa presentazione che ci ha portato sulla superficie del Sole, ma ci ha fatto capire in profondità davvero che cosa succede all'interno, sulla superficie del nostro Sole. Adesso la parola a Fabrizio Tamburini, che invece ci aiuta a capire meglio come mai la nostra società oggi è fondata così tanto sull'utilizzo dei campi elettromagnetici e quali sono le conseguenze poi che queste tempeste solari possono avere. Infatti, buonasera, vi ringrazio di essere qui presenti così numerosi. Allora, esponiamo adesso dei semplici concetti per farvi capire quanto è importante l'elettromagnetismo e l'interazione Terra-Sole sulla nostra civiltà, perché anche se non sembra, noi utilizziamo sempre campi elettromagnetici in ogni situazione per comunicare, per tutto il resto. Quindi, se noi andiamo a vedere il sistema Sole-Terra, come interagisce, come ci ha descritto il relatore Messerotti precedentemente, dobbiamo tener conto che Sole, stella, quindi andiamo ad analizzare direttamente prima l'ambiente e anche i fenomeni fisici che ci sono collegati a ogni azione quotidiana che facciamo. Sole, la nostra stella, emette radiazione in tutto lo spettro elettromagnetico. Il Sole ha dei cicli di attività, come avevamo visto, quindi hanno dei fenomeni elettromagnetici variabili con diversi tipi di intensità e di forma. Quindi abbiamo delle eiezioni coronali, abbiamo dei flare e tutto il resto. E una cosa interessante è che la Terra e il Sole interagiscono fra di loro gravitazionalmente, ovviamente perché la Terra orbita attorno al Sole, e elettromagneticamente. Sono le uniche forze che conosciamo nella natura che hanno un raggio d'azione idealmente infinito. Le altre due forze fondamentali della natura, la forza debole, nucleare debole e nucleare forte, che sono responsabili per esempio delle reazioni termonucleari all'interno del nostro Sole, quello che tiene in piedi la nostra stella, sono troppo piccole per interagire da Terra-Sole. Quindi abbiamo solo due forze, gravitazionale, che per il momento non ci interessa, e la parte di elettromagnetismo. Quindi questi fenomeni elettromagnetici vanno a interagire con i corpi celesti circostanti, quindi nell'eliosfera, come si chiamava, se mi ricordo bene il termine, perché io da astronomo sono passato poi a fare fisica teorica, sono uno degli eretici un po'. Allora vanno a interferire e vanno a modificare l'ambiente circostante e noi abitiamo in uno di questi pianeti, ovviamente, la Terra. Allora abbiamo un esempio, come ci aveva detto prima, Mauro, di aurore boreali e australi. Quindi il Sole agisce con la Terra, questo plasma viene intrappolato e viene praticamente convogliato dal campo magnetico terrestre. Dopo andremo a vedere un po' in dettaglio queste cose. Questa per esempio è un'aurora che si è vista attorno a Giove e un'altra aurora qui vista su Saturno. Quindi il Sole ha un'influenza elettromagnetica molto forte su tutti i pianeti dotati di campo magnetico. Cosa sono questi fenomeni elettromagnetici? Perché sono così importanti? Cosa ci interessa in pratica parlare di campi elettromagnetici? Uno dice, ok, vediamo la luce, tutto il resto, però diamo un'occhiata a cosa ci circonda e un po' di storia. Per esempio, vi ricordate Plinio il Vecchio con la magnetite, per esempio quei sassolini che attiravano altri pezzi di ferro, oppure quando facevate quegli esperimenti semplici con la bacchettina o con la penna Bic, facevate incazzare la maestra perché facevate coriandoli dappertutto, tiravate su
e poi tiravate su semplicemente con un campo elettrostatico, o i fulmini, oppure gli specchi ustori di Archimede che bruciavano concentrando la luce, le navi distanti, la pila di Volta, un altro italiano che ha contribuito alla scienza, Ampère con le sue correnti elettriche e lo stesso Ørsted, che è stato quello che ha fatto notare che in presenza di un movimento di cariche c'era una deviazione di un ago magnetico. Tutti questi fenomeni, compresa la luce, quindi, e le onde elettromagnetiche, le calamite, l'elettricità, sono aspetti diversi dello stesso fenomeno. Come avevamo visto prima, i vari colori, i vari spettro, le varie emissioni che fa il Sole, fanno tutte le altre stelle, vanno dai raggi gamma ai raggi X, ultravioletti, il nostro spettro visibile, infrarossi e onde radio. Sono tutti un aspetto di uno stesso fenomeno che è stato descritto da Maxwell fra il 1861 e il 1862. Questo gruppo di 4 equazioni che sembrano degli scarabocchi così molto, però sono delle equazioni elegantissime, sono uno dei maggiori contributi matematici alla fisica dei nostri tempi e sono quelle che hanno anche fondato la relatività ristretta, dato l'idea ad Einstein che per esempio non dovesse esserci una velocità superiore a quella della luce. Allora, il primo gruppo di equazioni, che è quello che riguarda anche tutte le interazioni fra Sole e Terra, esclusa quella gravitazionale, vi descrive per esempio questa qui, che ci sono delle cariche elettriche che generano un campo elettrico. E quando voi andate a girare attorno a un circuito chiuso col campo elettrico, si induce un campo magnetico in controreazione e non ci sono monopoli magnetici. Questo vuol dire, questo piccolissimo operatore vuol dire spostare così nello spazio. Sono dei concetti semplici che usate ogni giorno, però li trovate anche in matematica. L'operatore divergenza o il rotore è per esempio spostare, tontonare, come si dice in dialetto, e andare a vedere come cambia da un punto all'altro. Oppure da un'altra parte gli fate fare un circuito chiuso con una macchinina della Polysteel e vedete come vi cambia il campo. E lo stesso, questo è molto importante, quando voi avete un giro col campo magnetico, vi trovate un campo elettrico e un movimento di cariche. Quindi quando parlate di cariche, di plasmi, per esempio di protoni, elettroni in movimento, ricordatevi che ci sono dei campi elettromagnetici. Ci possono essere onde radio e emissione di luce, quindi plasma. Per questo abbiamo un quadro tutto racchiuso in queste 4 equazioni scritte nel 1861-62 da Maxwell. Sono delle equazioni interessanti perché tutta la luce che ci arriva dallo spazio, quello che noi conosciamo del Sole, non possiamo fare 150 milioni di chilometri, andare là e vedere com'è. Abbiamo l'informazione ovviamente dalle onde elettromagnetiche che ci arrivano. Però queste equazioni, insomma queste 4 equazioni così semplici, non hanno una soluzione ben esatta se non in casi particolari. Quindi, come diceva anche il nostro collega, non si possono avere previsioni esatte anche perché non ci sono soluzioni esatte, non è così semplice andare a risolvere il problema. Gli astronomi di solito usano intensità, lunghezza d'onda e polarizzazione, un certo tipo di oscillazione lungo una direzione, quello che utilizzate per esempio anche per gli occhiali Polaroid, e talora usano la fase, che la fase in pratica è una specie di memoria spaziale della luce. Però ci sono un sacco di altre proprietà che vi faccio vedere solo per puro sadismo, che vengono fuori dalle equazioni di Maxwell, e queste sono tantissime proprietà che non sono ancora utilizzate in astronomia e in astrofisica, che stiamo cominciando a utilizzarle adesso, quindi avremo maggiore informazione e poi tecnologicamente maggior possibilità di trasferire informazioni, quindi mettiamo smartphone più interessanti, ecco, se vi interessa giocare con gli smartphone. Le onde radio sono come una luce invisibile in pratica, abbiamo un campo elettrico e un campo magnetico che oscillano e si sostengono anche propagandosi nel vuoto, quindi non c'è bisogno di un etere. Quindi la luce emessa dal Sole e il campo magnetico emesso dal Sole si propaga nel vuoto verso la Terra. E queste applicazioni, prima fatte per esempio da Heinrich Hertz a Karlsruhe nell'Ottocento,
poi Faraday con l'induzione, poi da Nikola Tesla e da Guglielmo Marconi, hanno dato via a un nuovo tipo di comunicazione, nel nostro caso, che ci permette di tenerci in contatto con gli amici, scambiare informazioni velocemente, guardare che tempo fa da un'altra parte del pianeta, ascoltare la radio, le notizie, e sempre mediante campi elettromagnetici. Però se il Sole vi fa tutto quel contributo di variazione dell'ambiente, tenete presente che ovviamente anche i vostri sistemi di informazioni, di scambio di informazioni verranno disturbati. Più in dettaglio, allora, se andiamo a dare un'occhiata alle onde elettromagnetiche, c'è il campo elettrico e il campo magnetico, che si propagano oscillando. Per essere più precisi, abbiamo una lunghezza d'onda, che la lunghezza d'onda poi va a legarsi con l'energia e quindi col colore, ve lo ricorderete sicuramente, e poi va anche a ricordarsi sulla sintonia, per esempio, della radio, quando andate a scegliere un certo tipo di megahertz, kilohertz e tutto il resto. Ovviamente si parla megahertz, kilohertz perché si misura ancora in hertz, in omaggio di Heinrich Hertz. Allora, andiamo a guardare l'ambiente in cui viviamo, Terra, pianeta Terra. Quindi adesso assumiamo che il Sole sia quieto. L'atmosfera stessa blocca raggi gamma, ultravioletti e i raggi molto energetici, altrimenti non saremmo qui, perché hanno talmente tanta energia che riescono a dissociare le molecole organiche. Quando andiamo in montagna, per esempio, i raggi UV di solito fanno venire l'herpes sulle labbra a chi si diverte a sciare, se non prende abbastanza precauzioni, però dopo la luce che passa maggiormente, cioè quella che passa, è quella dello spettro visibile al quale si è adattato il nostro modo di visione del nostro occhio. Poi ci sono altre bande nell'infrarosso che vengono bloccate, e poi c'è uno spettro dove lavorano i radioastronomi, dove in pratica passa informazione sotto forma di onde radio e si riescono ad ascoltare le sorgenti radio, per esempio da galassie attive e da altri tipi di oggetti celesti. Mentre le ultralunghe sono bloccate. Questo cosa ci interessa? Ci interessa per il fatto che se noi andiamo a comunicare, dobbiamo tener conto che possono venire assorbite le onde radio, possono venire trasmesse, riflesse, e ci sono anche delle cose interessanti. Per esempio, ecco qua, vista dal di fuori, questa è la nostra Terra, lo straterello d'aria. Per darvi l'idea della dimensione, è come avere un pallone da calcio, immergerlo nell'acqua, quello che tirate fuori, quella pellicola di umido, è l'equivalente dell'atmosfera a 10.000 chilometri, quindi si fa presto a inquinare tutto quanto. E qui tenete presente che c'è anche un campo magnetico con un sistema di dinamo simile a quello del Sole, e questo è il plasma intrappolato dal campo magnetico terrestre. Plasma cosa vuol dire? Cariche in movimento, cariche in emissione. Quindi, se ricordate l'ultima delle 4 equazioni di Maxwell, vuol dire emissione di campi elettromagnetici che possono interferire sui vostri dispositivi. Quindi il campo magnetico terrestre, come già descritto, può intrappolare delle particelle cariche generate da questo sistema di dinamo, e poi può andare a interferire con le onde elettromagnetiche. Ma noi non è che comunichiamo con le onde elettromagnetiche da Marconi in poi. Vi farà ridere, nel 1200 a.C. Omero nell'Iliade racconta di una catena di falò predisposti per segnare il ritorno della flotta di Agamennone a Micene. Quindi facevano comunicazione con dei falò, oppure come facevano i romani con gli specchi fra torre e torre. Sono sempre onde elettromagnetiche, però adesso nell'era moderna utilizziamo le onde radio. Le onde elettromagnetiche, come quelle visibili, hanno bisogno di una visione diretta, che si dice di essere in portata ottica, però Guglielmo Marconi nel 1895, per la prima volta dopo vari tentativi, riuscì a fare una comunicazione, far suonare un campanello al di là della collina, oltre la portata ottica, quindi non vedeva il suo maggiordomo Mignani. Il campanello suonò 3 volte e lui sparò il colpo di fucile. Questa è una storia che viene di solito raccontata a chi si interessa di radio, Allora, quindi prima era il meteo locale, se era nuvoloso, c'era un nebbione pazzesco, eccetera, non si vedevano i falò o non si vedevano i riflessi degli specchi. Adesso è il meteo spaziale,
a rovinarci il sistema di telecomunicazioni. Quindi è l'interazione Terra-Sole. Però questa interazione Terra-Sole va a disturbare varie lunghezze d'onda, perché come abbiamo visto ci sono assorbimenti a diverse lunghezze d'onda, a diverse frequenze. Quindi, come aveva già suddiviso Marconi lo spettro in varie frequenze, megahertz, kilohertz, perché una volta, utilizzando era uno di Marconi in pratica, un originale tasto telegrafico di Marconi, questo non faceva altro che far contatto su un arco ed emetteva quasi tutto lo spettro elettromagnetico. Quindi faceva proprio delle scintille, difatti la marca Telefunken vuol dire scintille distanti, e comunicava sparando in tutto lo spettro, per esempio, il codice Morse. Allora, suddividendo per esempio in varie bande si riuscivano a far stare più stazioni, e facendo stare più stazioni c'è però un problema: come si propagano diverse stazioni, quali sono le più vantaggiose e meno vantaggiose, qual è il modo migliore? Comunicando con le onde radio, vediamo se si vede, qua abbiamo un segnale che si chiama portante, che è quella proprio in megahertz, e ci sono, o kilohertz, cioè si misura in cicli al secondo, e poi si può modulare o in ampiezza oppure in frequenza, l'FM classico. Quindi cosa facciamo? Ci sono onde radio che possono andare dai 100.000 km, che sono enormi, cioè immaginate il raggio della Terra è di circa 6.000 e avete un'onda radio che riuscite a manipolarla con 100.000 km. Ci sono anche dei sistemi radio che funzionano in questo modo, e questi vengono utilizzati, vedremo dopo, questo è il regolamento dell'ITU, l'agenzia deputata dall'ONU per le frequenze, dove vi fa vedere che queste frequenze qua, da 100.000 km a 10.000 km, riescono a entrare nell'acqua, passare addirittura anche strati di roccia, e vengono utilizzate per comunicare con i sottomarini oppure con altre cose molto distanti, cioè in pratica molto diverso dalla comunicazione ottica fatta semplicemente con gli specchietti. Poi ci sono altri tipi di frequenze che vengono usate in navigazione, oppure la RFID, sarebbero quelle tesserine che mettete vicino al parcometro per passarci vicino e vi riconoscono, vi fanno passare, vi alzano la sbarra. Quindi vedete, tutto quello che utilizziamo dai 100.000 km fino al millimetro o ai micron addirittura, quindi alla luce, viene utilizzato anche per comunicare ed è tutto regolamentato, ovviamente a livello internazionale. Qui siamo sulle microonde UHF vicine a microonde, e qua abbiamo i telefonini, il GPS e tutto il resto, è la parte dove comunichiamo di più. E questa parte purtroppo, a parte la modulazione d'ampiezza e la modulazione di frequenza che utilizziamo, influisce della propagazione in pratica sul nostro ambiente, sulla Terra, e si risente dell'influenza del Sole. Allora, prendiamo per esempio una trasmittente, c'è la ionosfera, quindi lo strato ionizzato attorno alla Terra, che dopo vedremo meglio. Ci sono delle onde che ovviamente vengono riflesse come uno specchio o rifratte in giù e si possono sentire addirittura a distanze enormi. Qui per esempio ho una radio che magari dopo la discussione farà un po' ridere, una radio degli anni 50, che è fatta per ascoltare in onde corte, e riuscite a sentire la radio Cina, semplicemente perché vi rimbalza sulla ionosfera parecchie volte e funziona come una guida d'onda. Allora, ci sono queste che si chiamano onde dal cielo, skywave, che in pratica vanno a sbattere più di qualche volta e riuscite comunque ad ascoltare zone anche dall'Europa in altre condizioni diverse, sempre col sole calmo. E qua ci sono altri tipi di onde elettromagnetiche con altre lunghezze d'onda, dove potete, per esempio, in condizioni particolari, fare ponte radio e ascoltare con rimbalzo atmosferico. Ci sono delle variazioni dal giorno alla notte dovute all'irraggiamento solare, e
nel caso di space weather, quindi di variazioni dovute a interazioni Terra-Sole per l'attività solare, bisogna tener conto della meteorologia spaziale e quindi ci verrà un disturbo alle nostre attività quotidiane. L'interazione, come avevamo visto, Terra-Sole dovuta alle esplosioni solari e tutto il resto, andrà a variare tutta questa zona di plasma attorno alla Terra e le stesse, cosa ho fatto? Le stesse fasce di Van Allen, che sono fasce di particelle cariche che vanno a disturbare per esempio i satelliti. Tenete presente una cosa, questo, se avete mai piantato uno stecco su un ruscello, avete un comportamento molto simile a quello che vedete della Terra quando viene irraggiata dai campi magnetici solari. Fa una scia molto simile a quella dello stecco, del palo piantato, e poi ci sono dei turbinii dove si accumula del plasma. Ovviamente, quando voi andate a utilizzare tutto questo ambiente per le telecomunicazioni, questo è quando il sole è calmo, dovete fare una cosa ben precisa, stabilite degli standard, tutto il resto, però dovete tener conto che nel caso di una tempesta solare, una tempesta geomagnetica, come abbiamo visto prima, quando il Sole comincia a riprendere tutta la sua attività, ci sono delle particelle ad alta energia e alta velocità che vanno a impattare anche sui vostri sistemi satellitari, vanno a indurre delle correnti nella circuiteria dei satelliti e li fulminano, come è successo già più di qualche volta, anche su una sonda che andava verso Marte. Una cosa interessante è quando ci sono questi cambiamenti della ionosfera dovuti a brillamenti e tutto il resto, e abbiamo queste particelle ultraaccelerate che cambiano proprio questa propagazione di un'onda elettromagnetica. Qui abbiamo per esempio in alta frequenza una trasmissione Morse, un codice Morse fatto da un radioamatore svedese che vi fa sentire com'è il rimbalzo sulla ionosfera. Vediamo se riesco a farlo sentire. Questo è il rimbalzo, adesso c'è la trasmissione in chiaro in Morse, fra poco, e questi sono gli echi delle trasmissioni che ci sono tutte intrappolate all'interno della ionosfera. Provate a immaginare quando dovete trasferire delle informazioni o avete un GPS che deve funzionare. Nel caso di una tempesta solare molto forte, il GPS non vi funziona più perché non riuscite a calcolare esattamente la posizione. Già c'è un'indeterminazione di una decina di metri. Sentite come questa è la trasmissione, poi c'è tutto il rimbalzo e tutta la circolazione dell'informazione. Vediamo che punto è. Questo è in caso di un'aurora, è successo. Allora, ci sono degli effetti delle radiazioni anche sugli esseri umani se ci sono degli astronauti fuori nello spazio. Per quanto uno abbia una tuta a prova di raggi cosmici, quando vi arriva una botta del genere vi cucina l'astronauta in pratica, e questo è quello che è scampato fra 2 missioni Apollo tempo fa. L'effetto Carrington, ci sono però anche quello osservato nel 1859, ci sono anche delle cose divertenti perché prendono fuoco anche i pali telegrafici, fanno d'antenna. Immaginate c'è una differenza di potenziale fra un punto e una messa a terra, avete un'antenna, raccoglie potenza e vi brucia fuori tutto il sistema telegrafico. E quindi ci sono degli altri, vi do un esempio, quella di Carrington che ha fatto fuori tutto il sistema telegrafico nel 59, nel 21 lo stesso ha mandato in tilt gli scambi di commutazione della Railroad di New York e il servizio telegrafico, e nel 72 c'è stata in pratica quell'emissione lo stesso che poteva danneggiare parecchio qualsiasi missione umana nello spazio. Allora, l'ultima è stata il 21 aprile 2002, che la sonda Mars Nozomi era nata già sfigata di suo in pratica, perché aveva già avuto problemi di lancio e tutto il resto, però è stata anche investita da una frustata di particelle solari e ha bruciato gran parte della circuiteria e la sonda è stata poi abbandonata.
C'è una nuova frontiera, quella della pagina sadica delle soluzioni delle simmetrie delle equazioni di Maxwell. Ci sono quelle, per esempio, su cui stiamo lavorando, dopo la propongo per la discussione, di altri gradi di libertà della luce, quindi utilizzare queste particolarità di twist delle onde elettromagnetiche per trasportare più informazioni. Questo è stato verificato anche nel caso di un'aurora, è stata indotta dal sistema HARP, che è una grandissima antenna che spara megawatt, la sta usando un mio collega svedese adesso per eccitare la ionosfera e aurore artificiali, e sono riusciti a creare questi stati di vorticità da una vorticità elettromagnetica a una in pratica sull'aurora. In questo modo si riusciranno ad avere magari maggiori informazioni sul comportamento della reazione del nostro sistema Terra in una relazione Terra-Sole. Questo ha anche applicazioni più a un'astrofisica un po' più diciamo astratta, su un lavoro che avevamo fatto l'altro anno per vedere i buchi neri in rotazione, specie quello al centro della nostra galassia, e abbiamo già fatto delle prove ad Asiago su queste cose per manipolare un po' la luce in maniera diversa. Una cosa interessante è che portando questa tecnologia alle telecomunicazioni, quello che stiamo facendo è che stiamo ottenendo per ogni frequenza un'infinità di canali codificati in vorticità. E abbiamo fatto difatti l'esperimento a San Marco qua, che magari un giorno ve ne parlerò, dove abbiamo messo più canali sulla stessa frequenza grazie all'aiuto dei radioamatori di Venezia, e ce n'è uno qua mimetizzato in sala che mi ha dato una mano non indifferente, dove abbiamo creato questa maschera particolare per generare nuovi stati del campo elettromagnetico che permetteranno di capire altre proprietà anche delle tempeste solari. Abbiamo fatto una richiesta adesso di fondi fra Svezia, Stati Uniti e Italia per fare un radiotelescopio e delle osservazioni con dei radiotelescopi in nord della Svezia e in Inghilterra per il Sole. Osservare questi stati di vorticità che si pensa siano legati alla turbolenza del plasma, quindi avremo ancora più informazione per capire come cavolo funziona questo Sole. E qui vi lascio con l'immagine dell'esperimento che avevamo fatto a San Marco, da San Giorgio a Palazzo Ducale, traendo le ultime conclusioni. Le tempeste solari non solo sono uno splendido fenomeno fisico, ma hanno purtroppo degli effetti sulle telecomunicazioni, sul nostro modo di vivere quotidiano. Quindi abbiamo disturbi soprattutto sui sistemi GPS. E una cosa importante non è solo perdersi con l'auto nei sistemi GPS, ma è quando state guidando un aereo pieno di gente, che quello è il problema. Quando vi trovate con un aereo e l'aereo deve atterrare con una precisione di 30 centimetri, lì i problemi diventano molto più seri. Quindi l'unica è la scienza, una prevenzione e un monitoraggio e la comprensione del sistema Terra-Sole. E bisognerà cercare di vedere, oltre a un'indagine maggiore nel campo dell'astrofisica e della fisica, cercare nuovi sistemi di diagnostica e soprattutto nuovi fondi per la ricerca, che sono quelli che mancano purtroppo drammaticamente in questo periodo. E con questo concludo e diamo via a Marco alle discussioni. Grazie.